La parola d'ordine è riaprire, se possibile anche alla fine di aprile. Oggi videoconferenza delle regioni per discutere e decidere le linee guida da presentare al governo. Così l'assessore Lanzarini ha illustrato la bozza che riguarda la ristorazione, attività il più possibile all'aperto, se al chiuso, meteo permettendo, finestre e porte aperte. Con la distanza di 1 metro tra i tavoli e che può arrivare in alcuni casi a 2 metri all'interno se i scenari epidemiologici prevedono uno scenario ad alto rischio. Mascherina fino al tavolo, temperatura e igienizzazione. Palestre e piscine, distanza di 2 metri per l'attività fisica, 1 metro negli altri casi. Per quanto riguarda cinema e teatri, stesse misure che ho detto prima, è prevista invece la distanza di 1 metro tra le persone con l'obbligo della mascherina. Se è possibile i 2 metri invece non c'è l'obbligo della mascherina, ma è a discrezione. Non ci sono per ora limitazioni di capienza, presto decisioni anche sul comparto fieristico del turismo e culturale. Sul fronte contagi la situazione è migliorata, il calo è ormai costante, il Veneto avrebbe dati da zona gialla, l'RCT è 0,81, l'incidenza è di 134 su 100.000 abitanti. Gli altri due parametri, 26% l'area non critica, il limite è 40 e il 27% la terapia intensiva, il limite è 30. Continua la campagna vaccinale in Veneto. Questa mattina c'è stata una nuova riunione con i direttori generali delle ULSS venete. Restano da vaccinare 50.000 over 80. Ci saranno vaccinazioni ad accesso libero nel fine settimana per permettere a tutti gli ultra ottantenni di essere vaccinati. A magazzino questa mattina abbiamo 172.123 dosi divisi tra i 3 vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Sulle mascherine FPP2 e FPP3 sequestrate dalla GDF. In Veneto di queste mascherine oggetto di sequestro ne erano arrivati 6.133 per la precisione. Sia per quanto riguarda gli acquisti ma anche per la verifica di quello che è arrivato, tutte mascherine arrivate dalla Protezione Civile di questo sequestro. In questo sequestro non sono oggetto di sequestro mascherine acquistate da Azienda Zero per conto delle forniture decise a livello regionale. Le mascherine non sono mai state utilizzate, ha detto, in strutture o situazioni considerate a rischio alto.